Buonasera, siamo ancora una volta in collegamento con i nostri calciatori preferiti della nazionale, Donnarumma, Immobile ed Insigne. Un saluto a tutte Torre Annunziata. Tiro fuori, tiro gol, autogol, va fangol. Ecco. Un saluto a Ciro a tutti, un saluto a Ciro. Non ho capito a tutti. Donnarumma, buonasera. Innanzitutto volevamo parlare della partita con la Spagna a San Siro. La partita di Nations League. Urlate un poco di più perché dopo i fischi di San Siro non sento. Ti fischiano ancora le orecchie, maledetto. Come mai Donnarumma non ha voluto incontrare i suoi ex tifosi del Milan alla fine della partita? È stata la FIFA. La FIFA, nel senso della federazione? No, quale federazione? È stata proprio la FIFA, la paura. Mi sono cagato sotto. L'avevo capito da subito. Scusate, non avevo capito. Immobile, ma lei che invece non ha giocato nella Nation League, come giudica il gioco che è più veloce della Spagna? Beh, veloce diciamo a tratti, perché all'improvviso si fermavano anche 5 minuti al centrocampo, poi riprendevano, poi si bloccavano, poi rigiocavano, poi si fermavano, poi ripartivano. Scusi, la Spagna ferma a centrocampo, ma come la vede la partita lei? In streaming. Ecco! Pure io spesso la vedo in streaming e mi dà gli stessi problemi. Cioè per me lo streaming mi dà lo stesso problema anche se ho un televisore 4K. No, non c'entra, per vedere bene lo streaming non ci vogliono i 4K, ci vogliono 4 assi, ci vogliono per vederlo bene. Tiro fuori, canestro! Oh, ho sbagliato proprio spot, sbagliato proprio spot. E direi. Hai capito Ciccio? Hai sbagliato i sport, un calciatore che ha fatto canestri, hai capito l'ironia? Non ho capito. Mamma mia Ciccio, cioè chi se non capisce proprio niente, mi devi credere, tu dormi proprio con la zizza a mocca. Non ho capito. Vabbè. È difficile. È semplice, cioè tu dormi con la tetta in bocca, cioè come il bambino che dorme sul seno della mamma. La tetta di chi? No, la tetta della mamma, cioè nel senso che il bambino è assopito e tu stai stonato come il bambino. La mamma non c'entra, non sto parlando della mamma, sto parlando del bambino e del fatto che il bambino non c'ha niente, non ti sto parlando che la famiglia, ti sto parlando tu mi fai andare il cervello in cortocircuiti che tutti quanti. Fangau. Cos'era quello lì? Lo diracci, fangulacceino. Ragazzi, Povero Insigne. in queste ultime settimane si è parlato tantissimo a causa dell'episodio accaduto a Koulibaly, si è parlato tanto di razzismo. Voi cosa ne pensate? Sì, noi dell'ambiente del calcio siamo tutti quanti contro questo razzismo e poi sinceramente hanno sbagliato a paragonare a Koulibaly ad una scimmia. Pensate che noi nel Napoli lo chiamiamo il Cobra. Ah, certo, per la sua aggressività, immagino. No, perché l'abbiamo visto sotto la doccia. Aia! Lorenzo, a lei come la chiamano? A me? Sì. A me mi danno il soprannome della Pulce. Beh, certo, per paragonarla a Messi. No, perché l'abbiamo visto pure noi sotto la doccia. Aia! Un pizzellina G. Aia! Un pizzellina G. Questa l'ho capita pure io. Come questo l'hai capito? Non capisci manco cazzo, capisci che sta battuta a qua. Non ho capito. Nel senso che tu non hai capito mai nessuna battuta, capisci la battuta fatta su E la di me. battuta? Non c'entra questo, ti prego, aiutami, Mandelli. Allora, Gigio, ascolta, tu non ridi mai perché non capisci mai la battuta. Questa volta hai riso quando non c'è quella battuta, riso? capito? No, Ma non c'entra il riso, Gigio, guardami. Lui ti dice che tu hai riso, ma non c'era la battuta quando non ridi mai. Non c'è il riso. Non c'entra il riso. Guarda, Gigio, concentrati e guardami, maledetto infame. Allora, tu non ridi mai della battuta. Questa volta che non c'entrava niente, hai riso. Non c'entra. Ma che non c'entra? Ma che cosa mi fa andare il cervello? E quello c'è quel Ciccio! E va fangau. Sì, e c'ha ragione però.
Perdonami. Figurati. Ritornando invece al razzismo, pare che abbiano individuato il tifoso che ha offeso Koulibaly alle porte di Firenze. Sì, infatti adesso Firenze non avrà soltanto il mostro, ma ci avrà anche il mostronzo di Firenze. Comunque sia, per debellare tutto questo razzismo e questo odio, noi abbiamo un solo modo per dire basta. Cioè? Qual è? Vaffanculo!